amici, come possiamo dire, amici del canale YouTube Galantennis, benvenuti a queste chicche, questa robetta, queste barzellettine che verranno. Però prima delle prossime barzellettine, ragazzi, c'è questa novità, forse lo sapete già, questa è una maglietta, perché c'è aria, vedete, siamo tutto in diretta, noi non abbiamo paura, una roba vergognosissima, questa maglietta all'Areana statale di Via Tavagnacco, le troverete voi le comprate tutto in beneficenza all'associazione Luca Onos, quindi se ci date una mano, oltre a fare una risata, fate anche del bene. E adesso veniamo con la barzellettina. Attenzione, ora Reù muore, questo giovane arriva in paradiso, arriva a San Pietro, gli fa San Pietro, ma sei giovane, come sei morto? Ma guarda, è successa una roba vergognosissima. Allora vado a casa perché che sentivo che mia moglie mi hanno detto guarda che tua moglie secondo me ti fa le corna, allora parto di corsa, arrivo a casa, vado su in camera, era nuda nel letto, un po' imbarazzata, arrossata, piena coi capelli, no? Spettinata, a un certo punto vado sotto il letto, non c'è nessuno, vado nell'armadio, non c'è nessuno, vedo la finestra aperta, vedo la finestra, vado fuori, vedo uno appeso nel cornicione, lo prendo per i piedi, lo porto dentro, gli do un fracco di legnate, poi prendo il comodino, che è un comodino grandissimo, lì lo spacco in testa, poi non so se lo sforzo a San Pietro o cosa, non so, l'emozione, mi è venuto un infarto e sono morto. Porca puttana. Dopo 2 minuti arriva su un altro, San Pietro, ma te sei giovane anche te, cosa è successo? Ma guardi San Pietro, mi non so, se ero che mettevo su un'antenna sul cornicione, no? Mi sento prendere piedi, tirare dentro e mi spaccano di botte, mi danno una lavinata di botte che non sapevo neanche, botte e pacche, a un certo punto mi prendono, mi danno un comodinone grande in testa e mi hanno ammazzato. Dopo 2 minuti arriva su un altro, è possibile? San Pietro, ma te sei giovane anche te, cosa è successo? Ma guarda, mi si era nascosto dentro un comodino.